Luca Azzano Cantarutti, Patto Autonomia Veneto. Allora lei è qui oggi al congresso del PAT. L'importante dunque per voi è fare rete per l'autonomia, in particolare del nord, ma non solo. Sì, infatti noi siamo venuti a portare il saluto del Veneto al congresso dello storico partito autonomista trentino-tirolese che ci ha inviato un invito davvero gradito. Ma non è un invito solo per portare un saluto, ma anche per propugnare quella che è la costituzione di una rete che è già nata tra i movimenti autonomisti del Veneto, del Friuli, del Piemonte, dell'Emilia Romagna e naturalmente il nostro interesse, il nostro auspicio che anche dal Trentino giunga la volontà di aggregarsi a una rete autonomista che deve necessariamente esistere per poter fronteggiare quella che è una deriva sovranista alla quale assistiamo giorno dopo giorno da parte di chi un tempo ebbe a dire di difendere gli interessi del Nord. Dunque questa rete che è già in atto, però va potenziata perché sappiamo che insomma l'autonomia è osteggiata. L'autonomia di fatto è oggetto di campagna elettorale da parte di qualcuno, in particolare da parte della Lega, ma l'esempio proprio del Veneto che ha votato con un referendum non più tardi di un anno fa, ha votato un referendum con il 98,1% di sì all'autonomia, è rimasta tuttora lettera morta, che se ne voglia dire la Lega sta bloccando insieme a qualcun altro questa richiesta di autonomia che proviene dalla base, dal popolo veneto.